In Veneto l'acqua si utilizza, non si consuma. Questo è il messaggio lanciato dall'Associazione regionale dei consorzi di bonifica in occasione di un convegno organizzato al Padiglione Acque di Marghera che ha fatto il punto sull'uso della pratica irrigua in Veneto. Irrigazione è vista come parte integrante di un sistema gestito dai consorzi di bonifica e articolato in una rete di migliaia di chilometri di canali che accumulano l'acqua in eccesso durante l'inverno per metterla poi a disposizione nei periodi siccitosi. Irrigare significa far sì che si dia la possibilità ad un sistema, ad un territorio di usare meglio l'acqua. L'irrigazione non consuma l'acqua ma la utilizza. Gran parte di quest'acqua poi viene riutilizzata nelle falde, per cui poi viene riadoperata per uso civile, per cui siamo convinti che questo sia il vero scopo. È poco conosciuto ma è così. L'irrigazione non solo favorisce la produzione agricola e quindi di cibo di qualità, ma genera anche benefici ambientali diretti come il mantenimento del paesaggio rurale e indiretti come la ricarica della falda, il mantenimento dell'equilibrio idrogeologico, il contrasto alla risalita del cuneo salino e la produzione di energia pulita. Ci sono intere aree della nostra regione che senza l'acqua dei consorzi sarebbero, specialmente d'estate, dei piccoli deserti. Quindi è evidente che questa partita dell'irrigazione è una partita che si incrocia, ma come tantissime altre questioni, tantissime altre cose, si incrocia per quello che riguarda i consorzi di bonifica con una serie di questioni ambientali, ma anche turistiche e quindi anche economiche. Un valore rivendicato dai consorzi di bonifica contro l'applicazione della Direttiva Comunitaria 2060 che impone all'Italia forti riduzioni dell'uso dell'acqua per scopi irrigui. Se si è sviluppata una pratica irrigua così intensa in Italia, nella storia è legata proprio più a un valore ambientale che a un valore delle produzioni, perché irrigavamo con questi sistemi già 300-400 anni fa, quindi è da capire la pratica irrigua nasce quasi prima come valenza ambientale che come pratica irrigua. L'Europa di questo non ne tiene assolutamente conto, anzi per l'Europa distribuire acqua irrigua vuol dire metterla dentro un tubo, portarla in pressione come si fa con l'acqua potabile degli acquedotti. In Italia, nel nostro territorio, nel Veneto in modo particolare, così non è. Noi per fortuna oggi siamo in una condizione che attraverso lo sforzo che sta facendo il Ministero dell'Agricoltura, ma anche quello dell'Ambiente, nella scrittura delle linee guida che regoleranno le azioni nel prossimo futuro, sta venendo a galla anche a livello europeo come l'agricoltura e la pratica irrigua in Italia è completamente diversa dal resto d'Europa e ha bisogno di essere tutelata, preservata affinché non solo si produca cibo ma si riesca anche a creare quelle esternalità positive che oggi abbiamo evidenziato.